La pittura di Vermeer è caratterizzata dal racconto di ambienti silenziosi in cui si muovono figure impegnate in qualche occupazione domestica. Sono soprattutto donne sorprese a leggere una lettera, a bere un bicchiere di vino, a versare il latte in una brocca. I luoghi descritti sono fortemente rassicuranti, non ci sono elementi decorativi che stonano nel complesso della scenografia e nemmeno stonature di colori o chiaroscuri che possono provocare confusione. Tutto richiama una totale tranquillità, quasi illusoria. Astronomo è un dipinto a olio su tela che non fa eccezione. All'interno di una stanza con una illuminazione naturale proveniente dalla finestra c'è un uomo seduto con la mano sopra un globo variopinto, come se stesse per farlo ruotare alla ricerca di una specifica zona della volta celeste. Gli elementi dell'universo conosciuto, prima lontani e quasi relegati alla sfera del divino, del sacro, del mistero, nel Seicento diventa uno stimolo per comprendere la meccanica dei fenomeni naturali. Studiare la natura per capirla e domarla dove è possibile. Le rivendicazioni scientifiche e filosofiche di personaggi come Keplero, Francesco Bacone, Isaac Newton, Galileo Galilei contro l'oscurantismo della Chiesa e dell'accademismo bigotto aprirono strade mai percorse fino a quel momento. Lo studio della luce e del suo condizionare le ombre e i colori diventò una necessità per gli artisti fiamminghi che seppero interpretare le informazioni scientifiche sull'ottica che circolavano in quel periodo portandoli a massimi livelli nelle loro opere. L'astronomo non è semplicemente uno scienziato che cerca informazioni per i propri studi, è un uomo interessato a scrutare l'imperscrutabile che si nasconde nelle stelle, sede dell'infinito, dell'indecifrabile. Una ricerca che si trasforma nella speranza di trovare risposte sulla natura umana, sulla realtà conosciuta, sulla possibilità di trovare voci al di fuori del nostro mondo. Pochi oggetti ma significativi arricchiscono l'ambiente in cui opera l'astronomo, un libro aperto sul tavolo, una mappa attaccata al mobile, un drappo sul tavolo e il globo celeste. Questo elemento si ripresenta in un'altra opera del pittore. Nel geografo ritroviamo un'ambientazione simile a quella in cui si muove l'astronomo e il globo celeste occupa un posto di secondo piano, riposto come sopra un mobile. Non è difficile ravvisare la somiglianza tra i due personaggi ritratti. Nelle due opere ci sono uomini che osservano, che studiano, cercando risposte per comprendere e comprendersi, bramando risposte concrete in linea con le ricerche scientifiche che squarciarono il buio che, nonostante alcune menti illuminate, continuò ancora nei secoli successivi.